Oggi parliamo di sharing economy. Dai. Vi spiego meglio. Alcuni siti internet mettono in contatto le persone e permettono di scambiare, condividere, vendere, noleggiare prodotti, beni, competenze, tutto quello che ci viene in mente. Okay. Quindi internet ci dà la possibilità di condividere qualcosa di nostro e metterlo a disposizione di un'altra Quindi persona. io posso noleggiare le mie competenze su internet? Perché no? Certo La che puoi. domanda è: quali competenze posso noleggiare? Sarei curiosa. Comunque possiamo ricavarci anche un guadagno. Ora vi faccio alcuni esempi. Ho trovato 3 siti internet molto interessanti. Sì. Il primo si chiama www.parcheggiami.it. Parcheggiami.it. Esatto, che è uno che vuole lasciare la moglie, la parcheggia da una parte e se ne va. No, se avete un box, un garage, uno spazio inutilizzato e lo Sì. usate poco, lo potete affittare per brevi periodi di tempo. Quello lo decidete voi, se per poche ore o un giorno, quello che volete. Questo è comodo sia per chi cerca uno spazio sia per chi lo affitta. Se siete alla ricerca di un parcheggio magari vicino al lavoro, vicino alla stazione, magari non per è che un ce ne giorno. siano poi francamente così tanti, soprattutto nelle grandi città. Infatti questa è un'idea che è nata a Milano al Ok. momento, però è un'idea molto valida, quindi secondo me tra poco lo troveremo in tutta Italia. E tra l'altro abbatte anche i costi, perché non costa quanto un parcheggio a pagamento che potete trovare in città. A Roma siamo arrivati almeno a 5 euro l'ora. Volevo 5 euro, avvisare sì. a 5 questa euro simpatica l'ora. 5 euro l'ora. Quindi ecco, questo è un sito molto utile. Un altro